Il Chievo al Bentegodi riceve il Parma ed è il secondo 0-0 consecutivo per la squadra di mister Mimmo Di Carlo, e anche la sfida tra Guidolin e Di Carlo ai tempi del Vicenza, insieme anche ovviamente con Murgita. Ci sono anche molti tifosi del Parma al Bentegodi. Parte subito il Chievo al 16esimo, la prima occasione da gol. Pellissier servito in profondità, la mette in mezzo per De Paula. De Paula il tiro alto, non di molto sopra la traversa. Andiamo a rivedere la conclusione dell'attaccante brasiliano, ancora una volta preferito al fianco di Sergio Pellissier. Passiamo al 17esimo, perché il Parma che prova a farsi avanti. C'è il tiro di Morrone, la palla alta sopra la traversa, sembrava comunque poter controllare senza problemi il Sorrentino. Al 25esimo, altra occasionissima per il Parma, la botta di Boginov, bravo Sorrentino a distendersi sulla sua sinistra e a mettere in fallo laterale. 36esimo, ci prova Luciano, il tiro da fuori, bravo Mirante anche in questa occasione a evitare il gol per il Chievo. E il replay ci fa apprezzare sia ovviamente la bella conclusione di Luciano, ma anche la risposta di Mirante, prontissimo sulla bomba del centrocampista. Vedete qui il presidente Campedelli. Siamo al 38esimo, c'è un bel colpo di testa per il Parma, è bravo Sorrentino a mettere la palla in calcio d'angolo. Era un colpo di testa insidioso, bravissimo il portiere giallo-blu. Passiamo al secondo tempo, guardate che cosa sbaglia Castellini, liscia completamente il pallone, va anche a colpire Sorrentino, per lui un piccolissimo infortunio, nulla però di particolarmente grave. Siamo al secondo minuto del secondo tempo e c'è l'occasione più clamorosa per il Chievo, il palo di De Paula. Ottima questa conclusione per il brasiliano. Andiamo a rivederla perché riesce a crearsi un'occasione importantissima, la palla che però va a schiantarsi contro il palo della porta difesa da Mirante. Passiamo adesso al quinto minuto, Boginov, la bomba, e finisce alla destra di Sorrentino. Altro brivido per la squadra della Diga, qualche piccolo acciacco per il giocatore bulgaro. Siamo invece adesso al settimo minuto, Lanzafame prova il tiro ancora una volta che finisce sul fondo. Occasioni anche nel secondo tempo, una partita non spettacolare. Questa è l'occasione più importante invece per il Parma, la botta di Zaccardo, Sorrentino che mette la palla sulla traversa e poi la difesa del Chievo che riesce a liberare. La disperazione di Zaccardo, rivediamo la bomba del difensore e la risposta bellissima di Sorrentino che mette la palla sulla traversa, poi riesce a liberare la difesa del Chievo. Siamo al 12esimo, prova anche Mantovani qualche velleità di gol, nulla di fatto, e allora arrivati al 48esimo, dopo 3 minuti di recupero, l'arbitro fischia alla fine e il Chievo e il Parma si dividono la posta. 0-0 il risultato finale.